Pietro Cazzola è uno chef sardo conosciuto come lo chef dei presidenti per aver cucinato appunto fino a qualche giorno fa, perché si è recentemente andato in pensione, in occasioni importantissime appunto per i presidenti della Repubblica. Da sempre ambasciatore della cucina isolana, valorizza le nostre materie prime, le materie prime della Sardegna. Buonasera a tutti voi, onoratissimo della tua intervista, cara Sara, grazie. Questo premio in qualche modo mi onora perché io sin da ragazzino ho voluto ostentare, sì, essere sardo veramente in tutti i modi, soprattutto con il mio modo di presentare il mio cibo, perché a ogni presidente, oppure anche a bordo dell'Amerigo Vespucci, ostentavo questa mia Sardegna nei miei buffet con un maialetto, con i nostri pani sardi che sono tantissimi, pane vittao, garasao, mollizzoso, e quindi mi facevo in qualche modo da centro tavola. Quindi c'era un piatto particolarmente gradito che ti è rimasto impresso, che hai rifatto più volte? Uno dei miei piatti sicuramente di battaglia, dove veramente non ho potuto farne a meno di presentarli a tutti i presidenti. Parlo sin dal presidente Cossiga, che lui amava Malloredo a Sagampidanese, poi parlo della signora Ciampi, presidente Scalfaro, signor presidente Napolitano, infine il presidente Mattarella. A tutti loro ho offerto a tutti questa mia fregula che mi ha insegnato mia nonna sin da piccolo come farla, come tostarla. Mia nonna la tostava in erbe aromatiche al forno a legna e conferirgli anche quel retrogusto di fumo, ed io l'ho fatta nel modo più tradizionale sardo, quindi fregula con le arselle, insomma, leggermente brodettata con prezzemolino, con fili di zafferano. Questo è stato come un mio biglietto da visita, insomma, sta fregula. E poi ho imparato a fare, anche documentandomi, tutte le altre paste. Noi ne abbiamo decine, quindi parlo dell'Orichittas di Morgongiori, sa pasta elegante, a Esandarinos di Usini, a Scoumbas. Quindi insomma non ti sei risparmiato. Veramente paste geometricamente perfette che con farina e acqua i nostri genitori una volta facevano con tanta passione, ma vi assicuro che sono geometricamente perfette. Se poi abbinate a un ragù, a un buon sugo, vi assicuro che è l'eccellenza. Conquistano tutti, insomma, sì. Pietro, oggi hai ricevuto un'oreficenza importante che vuole appunto darti un'ulteriore soddisfazione e riconoscere veramente il tuo lavoro fatto in tutti questi anni. Quindi immagino sia stata un'emozione per te qui ai Sardinia Food Awards. Molto, perché questo premio in qualche modo racchiude il mio sogno, quello che io ho voluto dimostrare in qualche modo con questo premio. Mi viene ridato l'amore per questa mia terra, veramente, e a tutti dico forza Varis, perché veramente noi siamo unici. Non per niente questo premio che ti è stato appunto conferito da Coldiretti qui ai Sardinia Food Awards si chiama 100% sardo, e tu sei un vero chef sardo con una grandissima varietà di piatti che hanno conquistato, insomma, non solo i presidenti ma anche tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assaggiarli. Io ti ringrazio, Pietro. Grazie a te, è una serata veramente emozionante e piena di ricordi, la dedico a tutti i sardi, alla mia Sardegna, alla nostra terra. Grazie di cuore. Grazie, Pietro.